Padova, capitale dello sviluppo sostenibile, in questi giorni, in occasione dell'assemblea del coordinamento Agende 21 locali italiane. I sindaci e gli assessori più sostenibili della penisola si sono dati appuntamento nella cittadina Euganea per discutere del cambiamento climatico, ma anche dei finanziamenti nei settori energetico, ambientali e delle azioni possibili per preservare il benessere delle generazioni future. È fondamentale questo incontro in questo momento perché si sta cercando di creare una rete tra i diversi comuni allo scopo di affrontare i mutamenti climatici. Il tema di oggi è infatti il clima cambia la città e voi capite che affrontare insieme il tema dei rapporti climatici significa un risparmio di lavoro, di energie e di fatica, perché ogni città impara dall'altra che ha già cominciato a lavorare. Nell'occasione oggi è stato ospitato anche il lancio nazionale dell'edizione italiana dello State of the World 2013. Stato del mondo, un libro che ogni anno il World Watch Institute di Washington elabora e ci dà la fotografia delle condizioni ambientali e più in generale di sostenibilità di questo nostro pianeta. E quest'anno la domanda chiave che sta sulla copertina del libro è: ancora possibile la sostenibilità? L'idea che nacque negli anni 80 e poi nel 92 con la conferenza di Rio era quella di coniugare la sostenibilità ambientale con quella economica e con quella sociale. La povertà si sta lentamente superando a livello planetario. Questo comporta però una contraddizione, quella di un sempre maggior consumo di risorse, e quindi il compito delle amministrazioni locali, che non sono ancelle di governi nazionali più o meno illuminati, ma protagonisti delle politiche territoriali, è quella di capire come possiamo fare di più con meno, ed è una responsabilità che è planetaria ma è capillarmente diffusa su tutti i nostri territori.